napoletano. Asfalto bagnato, la luna è una lama, ombre cinesi, la strada mi chiama, con la capa a posto ma l'anima è scura, sono la legge stanotte, la vera figura. Batman napoletano, Batman napoletano, il giustiziere. Bella a tutti ragazzi, belli da un nuovo video. Aspetta, c'è mercato, napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, in questo video andiamo a fare il pronostico delle partite di Serie A per la 36esima giornata e voglio comunque, non so se avete notato, ma ho cambiato il sottofondo della sigla all'inizio. Per questo devo ringraziare a Neapolis 1926, vi ricordo per chi non lo fa ancora di andarlo a seguire e se stai vedendo questo video, Neapolis, grazie per tutto quello che fai, per tutto quello che per tutto il supporto, ok, che mi dai ogni giorno. Allora, io direi di incominciare. Allora, partiamo con la prima partita che si giocherà domani, Torino-Sassuolo. Secondo me ci sarà la vittoria del Sassuolo, cioè del Torino, scusate, per 2-0, doppietta di Simeone. Se non sbaglio già dovrebbe stare a 11 gol, Simeone, non vorrei dire una bugia. Poi abbiamo Cagliari-Udinese con l'1 del Cagliari. Ricordo che questi risultati li potete andare a giocare e l'1 del Cagliari con 1-0, gol di palestra. Poi Lazio-Inter, grande ricordi questa partita l'anno scorso che ci ha fatto vincere lo scudetto la Lazio con Pedro. Vabbè, però secondo me questa partita la andrà a vincere l'Inter, però attenti perché la Lazio può fare qualcosa, magari non nel risultato che vi sto per dirvi, ma magari può riuscire a segnare minimo un gol, però secondo me ci sarà un secco da 0 per l'Inter, gol di Lautaro e Barella. Invece Lecce-Juventus, Lecce che metterà sicuramente, ma al 100%, pressione alla Juventus per la lotta Champions. Quindi io ho deciso di mettere un pareggio 0-0. Poi abbiamo Verona-Como, che vi consiglio un X, un 1-1, ma anche un X più gol in caso i marcatori di questa partita saranno Nico Paz e HPAC Pro, che nome esotico. Vabbè. Poi Fiorentina-Genoa, vittoria del Genoa per 1-0 di Ekuban, gol di Ekuban. Poi abbiamo Parma-Roma, gol, cioè secondo me andrà a vincere la Roma, però per poco, per un 1-0, anche se il campo del Parma è un po' difficile da andare da giocare, perciò ho messo l'1-0 di Pellegrini secondo me. Poi penultima partita che si giocherà domenica, nel Milan-Atalanta Big Match, e secondo me ci sarà un 1-1, ennesimo 1-1, perché saranno due squadre che si daranno testa entrambe per una lotta per un posto in Europa. Non mi ricordo precisamente l'Atalanta in che posto sta, però ci sarà una bella lotta tra le due squadre e uscirà il Milan con un nuovo pareggio, con gol di Leao e Raspadori per l'Atalanta e Leao per il Milan. Ultima partita di questa giornata si giocherà lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna. Non capisco perché quando ci sta la Champions ci mettono le partite di domenica e quando non ci sta ci mettono le partite di sabato, di venerdì, ma vabbè, non ci facciamo domani.
La vittoria secca del Napoli per 2-0, gol di Holind e di McTominay. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao, aiuto! Yeah, napoletano, asfalto bagnato, la luna è una lama, ombre cinesi, la strada mi chiama, con la capa a posto ma l'anima è scura, sono la legge stanotte, la vera figura, Batman napoletano, napoletano.